Al Teatro Totò si omaggia un mito francese, Edith Piaf. Ad interpretarlo due grandi artisti, Francesca Marini, Massimo Masiello. Nase che formes les miens, arc sable sous sa bouche. Voilà les portes, ça retouche de mon cœur. J'appartiens. Quand il me parle à ses mains, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'un mot d'amour, demande tous les jours, et sans quelque chose. Il entendre de mon cœur, il n'est pas de bonheur dont j'en connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sais à moi mon cœur qui bat. Quand il me parle à ses mains, il me parle à tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour, demande tous les jours, et sans faire quelque chose. Il entendre de mon cœur, il n'est pas de bonheur dont j'en connais la cause. C'est lui pour moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et que je l'aperçois, alors je sais en moi mon cœur Massimo Masiello, Francesca Marini. Ragazzi, devo dire che stasera avete scelto davvero uno spettacolo difficile. Raccontare Edith Piaf non è certo cosa da tutti i giorni, vero Francesca? Sì, Lorenza è venuta qui per incoraggiarci e ci sta facendo tanto coraggio. Grazie tesoro. No, io dico solo tu con la tua voce lo potevi fare. No, grazie, sei gentilissima, ma più che altro per me è un sogno che si realizza, sì. Perché era da anni che desideravo omaggiare la Piaf, non emularla, perché anche se in teatro sarebbe stato impensabile emulare la Piaf, quindi io racconterò l'anima della Piaf con la mia fisicità e con la mia vocalità. E con la tua voce, hai detto bene. Come avete visto la Piaf?
Allora, guarda, io Insieme a Gaetano. con Gaetano, diciamo che il lavoro che ha fatto Francesca, e Gaetano, devo dire, regista intelligente, ha sapientemente diretto Francesca nel modo in cui praticamente, non quella appunto di fare un'imitazione di Edith Piaf, perché sarebbe stato un lavoro sul personaggio. Anche perché non è che abbiamo avuto tutto questo tempo, diciamoci la verità, per mettere in scena questo spettacolo. Però effettivamente la personalità di Francesca era Francesca che voleva fare un tributo a Edith Piaf. Nel caso specifico mio, dice, ma che c'ha zicca Massimo Masiello? Ma lo spiego subito. Allora, Massimo Masiello in questo spettacolo rappresenta... No, ma non voglio dire, io vi dico soltanto che all'interno di questo spettacolo Massimo Masiello rappresenta un po' tutti gli uomini della vita di Edith Piaf, quindi da Marcel Cerdan, Théo Serapeau, Gilbert Bécaud, Yves Montand, e poi anche a Aznavour. Non c'è stata una storia d'amore, ma c'è stato un incontro breve, fugace, che faceva supporre, pensare qualche cosa, appunto, di qualche flirt tra tutti e due. Io so solo che hanno scelto due delle voci più belle del nostro panorama attuale, questo lo posso dire con tranquillità e sincerità. Francesca, com'era soprannominata la Piaf? Ah, il passerotto. Perché? Ma era così piccina, ispirava così tanta tenerezza. Io adoro quella donna perché nonostante la sua vita travagliata, davvero molto difficile, ha avuto comunque una forza immensa e poi il suo amore per il canto. Io in questo mi ci rivedo molto nella Piaf, capisco quanto lei abbia amato cantare, perché per lei cantare era esprimere le sue emozioni, lo stesso è anche per me. Quindi io mi sento proprio vicina umanamente a questa donna che purtroppo nella sua vita ha dovuto anche subire la perdita del suo più grande amore e anche di una figlia. Però vedi, da questo nascono anche le più belle canzoni, come quella proprio L'inno all'amore, che secondo me è una canzone dove si piange ed è una delle più belle canzoni al mondo che parla d'amore. Che è stata scritta proprio dalla Piaf, era un suo tributo a questa storia d'amore con Marcel Cerdan. E io già amavo questo pezzo. E lo interpretavo con amore, poi quando ho saputo questa cosa mi è rimasto nel cuore, quindi ogni qualvolta canto questa canzone ripenso a questi due innamorati e questa donna che ha sperato poi di morire pur di rivedere il suo vero amore. È meraviglioso. Bellissima. È difficile stare con la Francesca in scena. Voi ormai siete un duo insomma, non è la prima affiatato. Sì, devo dire, siamo molto molto affiatati in scena, abbiamo una bella sinergia e si legge, voglio dire, il pubblico lo recepisce subito. C'è stima, c'è rispetto, e questo è alla base di un rapporto di amicizia, un rapporto di lavoro, soprattutto, che come è fatto quello mio di Francesca, perché al di là appunto del rapporto c'è un'amicizia vera, sincera, e questo è fondamentale, credo, in ogni tipo di discorso che si porti avanti. Nel nostro caso specifico, l'anno scorso abbiamo fatto questo spettacolo dedicato ad Antonio Sorrentino, quest'anno, già dall'anno scorso si parlava di questo progetto su Edith Piaf. C'è da dire una cosa molto importante: la regia di Gaetano Liguori, ci sono le musiche di Cannavacciuolo che sono straordinarie, il testo di Gianmarco Cesario ed Antonio Moccia, l'hanno scritto una cosa molto molto bella, di grande effetto, grande emozione, e insomma poi ci sono dei video molto belli, del tributo proprio a lei, alla storia d'amore appunto con Cerdan. Secondo te qual è il momento più bello di questo spettacolo, quello che ti ha colpito di più? Guarda, quando si mette in scena uno spettacolo, tu lo vivi per emozioni tue da attore, perché sei in scena e stai portando in scena qualche cosa che comunque ti dà emozione a interpretare, ma nello stesso tempo c'è la paura e la tensione di mettere in scena qualche cosa e quindi di superare, diciamo, l'esame. Quindi sono tante le emozioni. A me può prendere in particolar modo un momento particolare, mentre io credo che il momento più bello, uno dei momenti più belli, sia proprio quasi a fine spettacolo, quando appunto lei ha capito che veramente questo Azrael, che è l'angelo che se la porterà via per sempre, spegnerà la vita, l'ultimo alito di vita. È un momento molto molto forte, molto bello. Poi ci sono dei momenti bellissimi, straordinari, anche cantati da Francesca. Come ha detto Massimo, il momento finale è molto emozionante. Io ho trovato poi, quando lo provavo, il pezzo sul monologo sulla figlia. Io non sono madre,
ma amo i bambini. E quel momento quando sento la sua disperazione in quel monologo, perché poi sono cose che ha detto realmente Edith, sto davvero male e mi emoziono tantissimo. Infatti le prime volte non riuscivo a trattenere le lacrime e Gaetano mi ha detto: se devi emozionarti, emozionati nelle prove, poi trattieni questo sentimento ma vai avanti, perché io mi fermavo, perché quando comincio a piangere io. Massimo prima ha citato Gianmarco e Antonio, che sono gli autori del testo, che ringrazio perché hanno scritto una cosa poetica. Gaetano mi ha seguita anche lui passo passo, la regia, le luci, tutto, grazie. Ma voglio dire un grazie particolare a Roberto Crescuolo, che mi segue da una vita. Quindi lui ha curato tutta la parte musicale per quanto riguarda le canzoni, perché poi le musiche sono di Nino Cannavacciuolo, ma per quanto riguarda le canzoni Roberto, sia per me che per Massimo, ha curato le basi, insomma ci ha consigliato su quali canzoni scegliere. E infine io voglio ringraziare il mio amico Massimo, perché mi ha dato tanta forza. Io sono una persona che mi lascio prendere all'improvviso da mille dubbi. Ho avuto veramente un compagno di scena, un amico grande. Però sei una grande artista, una grande voce. Questo non glielo toglie nessuno. Non abbiamo dimenticato nessuno. Maria di Autiero, no. la nostra aiutoregista, i costumi sono di Maria Pennacchio, e le scene di Tonino Di Ronza. Insomma, penso di non aver dimenticato nessuno. Il Teatro Totò che ha fatto da produzione. Che dirvi? Signori, venite al Teatro Totò a venire verso il mito, perché vi emozionate, vi divertite, insomma, varracriate. Detto napoletanamente, visto che ormai stiamo usando molto il francese in questo spettacolo. E allora ragazzi, in bocca al lupo. Viva il lupo! Viva il lupo! Viva il lupo! Grazie, grazie. Lei così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. Lei forse l'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me, per starmi accanto fino a che vivrò. Lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti e ad avversità. Lei sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei a passo accanto a lei. Lei